Furto fulmineo nella notte in una tabaccheria di Piazza Marconi a Jesolo. I ladri hanno messo a segno il colpo in soli 4 minuti fuggendo con un bottino di 5.000 euro. Sul posto si sono precipitati carabinieri, polizie e civis, ma i malviventi erano già scomparsi. Dalle telecamere di sorveglianza si è constatato che si tratta di 2 persone che hanno agito incappucciate e poi sono fuggite a piedi. Ad attenderli c'era un terzo complice in auto con cui poi sono partiti a tutto gas. Sotto una fitta nebbia, un lungo corteo di studenti è partito in mattinata dalla cittadella scolastica di San Donà di Piave per testimoniare la vicinanza alle vittime del terrorismo. Gli studenti, circa 1.000.000, hanno percorso le arterie principali raggiungendo Piazza Indipendenza, dove si è tenuta una cerimonia in ricordo delle vittime di Parigi, inevitabili seppur limitati i disagi al traffico. Un altro guasto, la linea elettrica del tram e mezzo, fermo ancora una volta all'altezza di Rampa Cavalcavia. Per questo l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, ha deciso di convocare un tavolo con i responsabili di ACTV e AVM in modo da poter trovare una soluzione. Lo stesso assessore ammette che i guasti tecnici al tram stanno diventando troppi e così dichiara non è serio.